Scusa, no. 1, 2, 3. Ah, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Siusi e Patrizio News. TG del turismo. Chissà perché non le piace 3, 2, 1. Vabbè, d'accordo. Allora, io in questa puntata sono in Veneto. Ah, sei sempre lì. Comunque, guarda, io vengo in Veneto. Quindi sì? anch'io vengo in Veneto dal 27 al 29 ottobre sì. a Venezia, praticamente all'Arsenale, all'Arena Querini, sai chi è Querini, no? Quello che ha fatto un naufragio nel 1432 sì. alle isole Lofoten e a Rost ha scoperto che cosa? Lo stoccafisso. Lo stoccafisso! La sapevo questa. E quindi allora c'è questa grande festa appunto sul turismo, sulle visite, sulle cose belle della Norvegia, ma fondamentalmente sullo stoccafisso, e mi sembra una cosa meravigliosa e ci vado anch'io. Sono 2 giornate bellissime dove ci sarà di tutto e potremo vedere le bellezze della Norvegia e soprattutto delle Lofoten, no? Che sono queste isole fra l'altro molto misteriose. Anche il mio amico Felice Vinci ne parla come il luogo reale dove sono successe le avventure di Ulisse, quindi è una robetta mica da poco, no, quindi bisogna andarlo a vedere. Ci sarà anche uno spettacolo, la Querini Opera, alla sera, quindi sarà veramente un'occasione da non perdere. Ci vediamo lì. Tra l'altro poi tutto quanto è diventato il baccalà. Vuoi una fenomenologia del baccalà alla Vicentini, baccalà mantecato? No, non c'è tempo, però... No, però praticamente tutto lo stoccafisso che viene prodotto alle Lofoten, quasi tutto, se lo mangiano i veneti. Allora, rimaniamo in Veneto. Allora, è una notizia importante perché, come dire, è già operativa in questo weekend, 21 e 22 ottobre. Si festeggia la giornata delle ville venete. No, che bello! Ecco, e per raccontare la civiltà della Villa Veneta, è importantissima. Sì. Ci sono motivi di natura economica, sì, politica, Venezia che investe nella terraferma. Poi ci sono dei misteri anche lì, cose veramente interessanti. Vabbè, insomma, comunque. Poi Palladio che si inventa questo modo di fare le colonne, tutte le cose a livello di tempio romano, risparmiando. Cioè con la polvere, non con... Vabbè, andiamo avanti. Allora, in questa settimana nelle ville venete ci sono delle visite, delle degustazioni, dei laboratori, delle letture, degli spettacoli, dei convegni, degli incontri molto delle interessanti. Cose, ecco. E non è solo Veneto, si arriva anche a coinvolgere il Friuli Venezia Giulia. Andate a vedere tutte le informazioni sul sito giornatavilleveneta.it, ci sono tutti gli appuntamenti. Ma ti dirò di più. Dimmelo. Ti dirò di più che sempre domani, il 21 ottobre, per un mese fino al 25 novembre, in Veneto c'è il mese del foliage. Il foliage, sì, che fine! Un evento ogni weekend per scoprire i colori dell'autunno nelle eleganti cornice delle 6 meravigliose dimore amiche, che insomma naturalmente c'è il Castello di Tiene, Villa Malmarano ai Nani, quella di Contiepolo, eccetera, eccetera, e via, insomma tutte queste ville meravigliose che potete andare a visitare col foliage. Allora, Castello di Tiene ci sono stato e leggo che il 28 ottobre organizzano una passeggiata botanica con una guida bello. Invece a Villa Malmarana ai Nani, dove ci sono stata, ecco, potete andare a vedere questo bellissimo affresco di Tiepolo. Sabato 4 novembre c'è una visita guidata proprio nella villa, e l'affresco di Tiepolo è fondamentale perché Ifigenia viene sacrificata da Agamennone perché vuole andare in guerra, ma capite? Sacrifica la figlia pur di poter andare in guerra. Allora, nei periodi in cui che stiamo vivendo, secondo me la moglie di Agamennone, quando lui torna, l'ammazza e fa anche bene. Beh, sì, non è molto pacifista il tuo messaggio, però vabbè, insomma. Così impara. Andiamo. Vabbè, auguri. Importante, c'è un contest. Sì. Lo so, il contest, insomma, vuol dire in pratica c'è un concorso. C'è un podcast. Sì. Non confondere contest, il contest col podcast, dai, che figura. Allora, se condividete sui social le vostre foto, i vostri reel. Quello è il contest. I reel sono quelle cose che si fanno praticamente a testa in giù. Vabbè, tutti in verticale. Le vostre storie con l'hashtag
Siamo tecnologici al massimo. come si chiama? Cancelletto, sta buona. Va bene. L'hashtag cancelletto Foliage 2023. Va bene. Potete magari vai a vincere, zappare la terra. Potete vedere, cioè, il cancelletto. Potete vincere una visita privata ed esclusiva a una delle ville. Va bene, invece a proposito di podcast, ecco. Allora, molliamo il Veneto, che ne abbiamo parlato fin troppo, esatto. E andiamo addirittura in Amazzonia. Ecco, sì, è un po' di mondo, Sì, perché c'è il podcast Pronto chi viaggia. Certo. In pratica possiamo ascoltare una telefonata, in questo caso di Alessio, dall'Amazzonia, bellissimo. Ecco, per collegarvi, lo leggete qua sotto, su tutte le Loma piattaforme. Radio. Sì, ecco. E su tutte le piattaforme podcast. Va bene, chi legge il prossimo? Lo leggo io. No, tocca a me. Tocca a te, sì. Perché andiamo a Pisa. Ecco, sì. Perché io devo andare veloce. Perché sei più dentro. Va bene, sarò veloce. Okay. A Palazzo Blu a Pisa. Sì. Mostra sulle avanguardie. Stupendo. Io devo colmare delle lacune. Duchamp, Kandinsky, Miro, Picasso, Matisse, Mondrian, eccetera, eccetera. Vabbè, è la mia notizia. Comunque, dalla Belle Époque allo scoppio della seconda guerra mondiale attraverso 40 opere. Molto molto bella questa mostra, va avanti fino ad aprile. Poi però io ti facevo correre perché c'è una notizia che non voglio saltare ed è stupenda. Sai quando noi abbiamo parlato di pensionati per caso? Sì. No? Che praticamente ormai abbiamo anche proprio il format. Abbiamo il format. Sì, faremo il pensionati per caso. Abbiamo il quando saremo più vecchi. Addirittura ancora più vecchi? Vabbè, comunque, insomma, su questa notizia c'è una notizia ancora più interessante, perché una coppia di pensionati australiani, Marty e Jess, hanno prenotato 51 crociere di fila dichiarando: vivere così è molto più economico della casa di riposo. Bellissimo. Una decisione che hanno preso durante il lockdown. Da allora hanno vissuto già 450 giorni in mezzo al mare sulle navi da crociera. I pasti sono inclusi, le camere sono sempre tenute in ordine, l'intrattenimento è garantito e per di più vanno in giro per il mondo. Fantastici! Pensionati per caso, vabbè. Davvero. Senti, una notizia da New York, questa non è bellissima, vi ricordate, ne abbiamo parlato. Ma perché devi rovinare le notizie belle con cosa? C'è questa notizia, devo dare, New York. Abbiamo parlato di New York perché per evitare proprio che gli abitanti del centro fossero allontanati a causa dell'overtourism, a causa dei troppi B&B per cui non ci sono più case in affitto, va bene, eccetera. La municipalità ha detto basta B&B. Purtroppo però hanno trovato, diciamo, l'inganno, nel senso che Airbnb è crollato dell'80% come prenotazioni, però adesso usano delle altre piattaforme tipo Facebook o Marketplace per pubblicizzare il fatto che affittano casa loro o una casa loro passerebbe pure, ma un'altra casa ai turisti, per cui alla fine il fenomeno dell'overtourism non è stato debellato. Vabbè, io capisco che tu ce l'hai con l'overtourism, ma perché mi devi dare una notizia così triste che affossa tutto e invece noi dobbiamo chiudere in bellezza? Chiudiamo in bellezza. Forse ne ho una per chiudere in bellezza. Sì. Sta a sentire. Allora, ti ricordi la Venere di Open to Meraviglia? Sì. Allora, ci stanno mettendo d'accordo per, diciamo, collocarla su WeChat. Ed è una cosa cinese, dove addirittura la Venere diventa protagonista di un videogioco. No, la Venere così tutta dritta, ma dai, no. Sì, aspetta. Ma come si fa? L'aspetta prima di criticare, perché c'è un aspetto. Questo WeChat cinese arriva a 400 milioni di utenti al mese. Ho capito? Cinesi. Va bene, ok. E quindi forse il gioco vale la candela. Sì, adesso vedremo, ragionateci sopra. No, bene? Ragioniamoci e intanto vi salutiamo. Alla prossima. Con Open to Meraviglia. 8 nodi Adriatica, 10 nodi Adriatica fila come veramente un treno